not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left inside. It's hard to let you go. I know what it takes to move on. I know how it feels to all I wanna do is trade this life for something new, holding on to what I haven't got. Sitting in an empty room, trying to forget the past. This was never meant to last. I wish it wasn't so. I know what it takes to move on. I know how it feels. Ti è piaciuta la partita? Sì. Oh, la stecca! La stecca di chi? Io di Biasio! Io di Biasio! Io di Dischetto! Io di Biasio! Io ho detto Biasio! Ah sì? Gli aveva promesso. Sei contento? Adesso parliamo un po' lui però. Sei Grazie! contento? Chi è che ti ha regalato questa stecca? Di Biasio! Perché? Perché me l'aveva promessa. Ecco, giusto. E tu come ti chiami? Marco? Marco? Grazie! Il dischetto. Adesso ti portiamo anche un dischetto. 5-1, cosa ci dici in questa partita? Beh, abbiamo giocato penso molto bene contro un avversario sicuramente tosto che veniva da 6 vittorie consecutive e finalmente siamo riusciti a fare più di quei 2 o 3 gol che di solito ci penalizzavano nelle partite e niente, una bella vittoria, adesso 3 punti importanti, speriamo di continuare adesso. 3 punti importanti che arrivano prima della pausa per riposo della squadra. Fa bene la pausa in questo momento? Ma non so sinceramente, adesso vedremo, speriamo di continuare così perché anche a Ponteva comunque non abbiamo giocato malissimo e speriamo sabato di andare a Valpusteria a fare. Sei felice? Ma stasera contento, dai, vado a casa contento, ho fatto la strada per qualcosa. Per qualcosa, Sì, vero? no, infatti. Secondo tempo ci ha tenuto in piedi Adam, però è là per quello, insomma. E poi il terzo tempo è andata bene, finalmente il power play giocato come si deve. Difensivamente mi sembra che hanno giocato un po' meglio, un po' più concreti tutti quanti, anche gli attaccanti hanno dato una mano e finalmente insomma dai, qualche soddisfazione pian piano sembra che arrivi, speriamo che non sia, Mario? speriamo non sia un fuoco di paglia perché ne abbiamo visti un po' e quindi speriamo ci sia un po' di continuità adesso. Quando è che mi finisci la canzone per l'Allega? Allora, è la prima cosa che abbiamo in elenco da finire. Fantastico, fantastico. Perché i Delirium Tremens Tremens faranno una canzone per l'Allega. Sì, la faremo. Grazie Pondro. Grazie a voi. Questa sera veramente bene. Se l'Allega gioca semplice ha avuto solo un po' di amnesia, ma si sono spente le luci su un 5-1 incredibile. Angelo? Io credo che Savarelli sarà d'accordo con me. Un'Allega alla russa. Un'Allega alla russa, sei d'accordo Savarelli? Sì, Benisec solo falli. Te lo farò avere il dischetto? Il dischetto. Allega alla russa, anche Nicola è d'accordo. Ma non l'insalata. CCP. Un'Allega sovietico allora. CCP. Sovietico. Concreto. La KLM. Concreto. Convinto. Altra C. Sì. Compatto. E P. Potente. Non ce n'era per nessuno. Signori, questi hanno speso, perché hanno speso.
Dobbiamo dire che stasera l'Aleghe è veramente convinto. Cerchiamo che sia così anche in futuro. Quando gioca così l'Aleghe, ragazzi, è una bella squadra da vedere, merita il biglietto. C'è gusto, c'è gusto. E il povero Bellissimo che nulla poteva stasera, credo che abbia avuto una delle sue peggiori serate come statistiche. E non poteva fare nulla su nessuno dei 5 gol. Ma le statistiche di Dennis sono ragazzi, stratosferiche. Per me è il miglior portiere del campionato. Di più di 96? Dai, per il momento regaliamo il 96 perché poi andiamo troppo. Mamma mia che entusiasmo, mi ricordo l'ultima intervista a Musi Lunghi. Ma dipende, quando si vede un Ale che giocare ragazzi, poi bene. Manca anche il grande Scoville. Grande Steve, va bene. Ha fatto tutto bene, ha lavorato bene. Molto buono. Bravissimi. Cosa vuoi dire? Grazie ragazzi. Oggi è un piacerone stare con voi. A livello planetario. E come dice De Coubertin, ne mancano poche. La pausa per voi, ci sarà la pausa, poi subito dopo ci sarà Brunico. Quanto bene fa questa vittoria alla squadra? Tanto perché stasera ha anche vinto il Cortina, quindi riusciamo a tenere il vantaggio con loro, però abbiamo capito che giocando lo stesso con due giocatori in meno abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque. Stasera abbiamo fatto qualche gol in più e comunque nei special teams, però anche stasera abbiamo preso uno solo, quindi fra Pontebba e oggi abbiamo dimostrato che stiamo crescendo dal punto di vista difensivo, che è una cosa molto importante. Poi sappiamo che giocare a Brunico sarà sempre molto dura perché c'è tanta gente, loro sono una squadra sempre avanti, non ha nessuna pressione perché comunque stanno giocando bene, però abbiamo visto che riusciamo a tenere testa con loro, difatti abbiamo perso l'ultima a quei rigori e niente, andiamo via, ce la giochiamo, adesso abbiamo tempo una settimana per prepararla, speriamo di recuperare qualche acciacco. Tonight you were awesome, the fans are crazy about you. Oh, I mean, it's a full team effort. We scored 5 goals, so I think anytime you can get 5, it gives you a good chance to win. So our power play came up big, and I think really, I think we were all over them in the first and the third. We had a little lapse in the second period, and I think it was a good team win. You said 99% of the shots, maybe not 99, but 96 or 97. I think a lot of that is the shots. Wonderful. It's the shots that they have. We don't give them much. We had a good system going tonight, and we kept them to the outside. So, I mean, when I'm able to see the pucks and the defense clears the rebounds out, and we keep them to the shots from the outside, it makes it easy on everybody. You made the difference for sure. Oh, I don't know. I think that the whole team played a part. For sure. Thank you, Adam. Thank you. A very beautiful win tonight. It seems that things are gonna change. You know, it's one game. We have to build from there. We have some good play by everybody. If we play our good, smart, disciplined hockey game, we could win. If we get running around and play selfish, we'll lose. So we have to keep what we did tonight and keep doing it every game. And Dennis was awesome. So he's part of the whole team. I mean, if he plays well, we win. If somebody else doesn't play well, we lose. One person isn't going to win our game. We have to play a team game.